ciclismo e dello sport sotto shock. L'ex campione vicentino Davide Rebellin 3 volte ucciso da un camion mentre si allenava a Montebello. Il mezzo non si è fermato, sconvolto il fratello del ciclista. La Cassazione annulla la condanna in primo grado a 5 anni del 15enne che accoltellò 23 volte Marta Novello a Mogliano. Il processo da rifare, rabbia in paese, il legale della famiglia, sorpresi. Il 26enne padovano schiantatosi contro un platano lunedì notte non doveva laurearsi come aveva annunciato, gli mancava ancora qualche esame. Ora tra le cause della tragedia c'è anche l'ombra del gesto estremo, il dolore dei genitori. Nella Marca nuovi casi di minorenni che attraversano i binari della ferrovia sfidando il passaggio dei treni. Gli ultimi episodi a Villorba li vediamo spesso, lo fanno per noia, raccontano alcuni giovanissimi. Classi al freddo, la rabbia degli studenti dell'istituto Musatti di Dolo che oggi hanno anche scioperato per protestare contro la situazione ritenuta insostenibile. 277 crisi aziendali gestite da Veneto Lavoro in 10 anni di unità di crisi, il bilancio dell'attività e lo sguardo al futuro. L'assessore Donazzana al governo difendere i settori strategici dall'acquisto selvaggio dall'estero. Cade di notte in casa, non riesce a rialzarsi e chiede aiuto per ore. La polizia soccorre l'anziana sola, è successo a Vicenza. Letture ad alta voce a compagni decisamente speciali come terapia per la dislessia. A favore di questo progetto una mostra a mercato di opere d'arte a Treviso. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre, lo avete sentito dai titoli, con la tragedia che si è consumata nel pomeriggio nel Vicentino con la morte di Davide Rebellin, il campione del ciclismo travolto da un camion mentre si allenava in bicicletta. Il fratello arrivato sul posto dell'incidente ha raccontato aveva appena dato l'addio alla carriera ma aveva ancora tanti progetti legati alla bici. Sentiamo le sue parole nel nostro servizio d'apertura. La notizia l'ho saputa indirettamente, diciamo, da altre persone che erano qua proprio di passaggio, hanno visto il corpo e mi hanno avvertito. Io a dire la verità non ci credevo, ho provato a chiamarlo, non rispondeva e allora ho chiamato subito i carabinieri mi avevano avvisato sì c'è stato un incidente mortale, però non mi avevano dato un nominativo. E mi sono recato subito qua nel posto e anche se non mi avevano lasciato guardare ho visto la bici e insomma l'ho riconosciuta subito la bici. Una bici distrutta, il segno di riconoscimento del campione Davide Rebellin e il simbolo che resta della tragedia consumata in strada oggi a Montebello Vicentino. La vita dell'ex campione di ciclismo, spezzata a 51 anni mentre si allenava lungo la regionale 11, strada del Vicentino che conosceva bene. Nato a San Bonifacio, da anni viveva a Monte Carlo e si recava spesso a Lonigo, dove vive la famiglia. È stato travolto e ucciso da un camion. Per lui non c'è stato nulla da fare. Il campione, ex ciclista su strada, professionista dal 1992, specialista delle classiche, aveva partecipato ad ottobre alla Veneto Classic, percorso che da Treviso lo aveva portato a tagliare il traguardo a Bassano del Grappa, dove ha chiuso la sua carriera dopo 30 anni di gare. Aveva appena dato l'addio alla carriera ciclistica e professionistica e lui comunque, come vede, si stava allenando sempre tutti i giorni perché era la sua vita, la sua passione e comunque aveva degli altri progetti con le bici e purtroppo il destino è andato così, insomma. L'incidente non gli ha lasciato scampo. Ora procedono le indagini dei carabinieri per ricostruire le dinamiche anche grazie all'ausilio delle telecamere e rintracciare l'autotrasportatore che non si è fermato. Non si esclude la possibilità che non si sia reso conto dell'impatto, ma chi vive e lavora in zona parla di una strada molto trafficata. La strada è molto trafficata. Dispiace che questo gravissimo incidente sia successo sul nostro territorio, che conta moltissimi appassionati di ciclismo. E sono tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore una volta presa la notizia della morte del campione di ciclismo. Le parole del presidente del Veneto Luca Zaia: con Davide Rebellin il ciclismo veneto perde una delle sue figure storiche, un esempio di atleta e di uomo andato ben oltre la sua pur strepitosa carriera agonistica. Spero che il suo esempio di passione possa essere seguito dai ragazzi che si cimentano con lo sport del pedale. E tra i messaggi anche quello del
della Premier Giorgia Meloni, turbata e rattristata, dice, dalla notizia della tragica scomparsa di Rebellin, ciclista italiano che tante emozioni ha regalato agli amanti dello sport nella sua lunga carriera da professionista. Le parole lasciate in un messaggio su Twitter. E arriva il cordoglio delle autorità, degli amici. Con lui se n'è andato un simbolo del ciclismo. Oggi avrebbe dovuto incontrarsi con il sindaco di Lonigo per organizzare la festa di fine carriera. Una figura storica del ciclismo veneto, un esempio di atleta e di uomo andato ben oltre la sua carriera agonistica, longeva a 51 anni. Si era conclusa ad ottobre con la Veneto Classic. Proprio oggi avrebbe dovuto incontrarsi con il sindaco di Lonigo, dove vive la famiglia, per organizzare la festa di fine carriera. Proprio oggi pomeriggio eravamo in attesa di incontrarci con Davide, che era qui in questi giorni, e con suo fratello Carlo per organizzare la festa, diciamo, di fine carriera, che era prevista per aprile dell'anno prossimo, quindi in primavera. E Davide voleva fare una biciclettata assieme ad altre associazioni, e poi soprattutto coinvolgendo anche i ragazzini, perché voleva trasmettere il suo amore per lo sport. Dovevamo organizzarla. Questa notizia ci lascia completamente sconvolti. E si susseguono i messaggi di cordoglio per la scomparsa del campione, dal governatore Luca Zaia, che ne ricorda il segno profondo lasciato in tutti gli appassionati di sport, segno del suo immenso amore per quella bicicletta con la quale ha scritto pagine indimenticabili del ciclismo internazionale, nazionale e veneto. Campione di forza e perseveranza, ha ricordato il presidente della provincia di Vicenza Francesco Rucco, che dal 1992, anno in cui è diventato professionista, non ha mai smesso di correre e vincere, dimostrando cosa sia la passione per la bicicletta, quella stessa passione per cui sarà ricordato, che avrebbe ancora voluto trasmettere alle nuove generazioni. Continuiamo con la cronaca. Annullata con rinvio dalla Suprema Corte la condanna a 5 anni al minorenne che a marzo 2021 accoltellò a Mogliano la giovane Marta Novello. Processo da rifare in Corte d'Appello dopo l'accoglimento del ricorso del suo difensore. Sorpreso l'avvocato della famiglia di Marta. La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di condanna a 5 anni di reclusione nei confronti del sedicenne che nel marzo del 2021 aggredì a Marocco di Mogliano la studentessa Marta Novello colpendola con 23 coltellate. Il processo in Corte d'Appello andrà quindi ripetuto di fronte a una sezione diversa da quella che si è già espressa e tenendo conto dei principi di diritto a cui dovrà ora attenersi il giudice del rinvio. Principi che si potranno leggere solo quando saranno rese note le motivazioni della decisione, adottata accogliendo uno dei motivi di ricorso del difensore del minorenne, l'avvocato Matteo Scussat. Posso dire che ho sollevato delle criticità della sentenza in punto di accertamento dell'imputabilità, cioè della capacità di intendere e di volere, e di verifica di presupposti per la sospensione del processo con la messa alla prova. Non è dato per ora sapere su quale di questi aspetti si sia concentrata l'attenzione della Suprema Corte e quali potrebbero essere le conseguenze a livello processuale, se marginali o di sostanza. Il giovane, rilasciato ad agosto per un errore burocratico, una mancata notifica, nel frattempo si sarebbe trasferito all'estero, a Londra. Su questo preferisco non commentare, non dire nulla, ecco. Ripeto, dei doveri di riservatezza e di segretezza, per cui perdonatemi, ma l'interesse del mio assistito è prevalente su tutto. Sono indubbiamente sorpreso, commenta l'avvocato della famiglia Novello Alberto Barbaro, ma dobbiamo capire esattamente in cosa consista questo annullamento. Ogni valutazione va rinviata alla lettura delle motivazioni. La nuova udienza in Corte d'Appello verrà fissata nei primi mesi del 2023. Riccardo Faggin, il 26enne morto lunedì notte a Padova, finito con la sua auto contro un platano, non doveva laurearsi come era in programma perché gli mancava ancora qualche esame. Un dettaglio che apre nuove ipotesi sulle cause dello schianto. Non si esclude al momento nemmeno il gesto estremo. Oggi però è il giorno del dolore per i genitori del ragazzo, che lanciano un forte messaggio alle famiglie. Come mamma chiedo soprattutto sia ai genitori
ma anche ai ragazzi. Non tenetevi le cose dentro, parlatene anche con i genitori, anche se litigate, non importa. Poi la pace si può sempre fare, ma anche i genitori devono capire i figli che possono avere dei problemi dentro. Forse anche noi non abbiamo capito del tutto Riccardo. Stefano e Luisa Faggin parlano stringendosi l'un l'altra per affrontare un dolore che nessun essere umano dovrebbe mai provare, quello della morte di un figlio. Il loro Riccardo, 26 anni, è morto la notte prima di una giornata che doveva essere bellissima, quella della sua laurea, ma che invece sarebbe stata difficilissima perché nessuna discussione di tesi era in programma all'università. Se anche da queste enormi tragedie dobbiamo recuperare un insegnamento, un dare un senso a quello che è accaduto, è proprio che bisognerebbe, non so se sia possibile, ma trovare il modo di far uscire queste enormi difficoltà che evidentemente le persone si portano dentro. Cosa sia accaduto lunedì in via Romana Ponense lo dovranno stabilire i rilievi della polizia locale, ma per questi due genitori ora resta solo un grande, immenso dolore senza spiegazione. Per questo Stefano e Luisa vogliono lanciare un messaggio importante: genitori e figli, cercate di comunicare sempre. È difficile ammettere ai genitori di aver fatto delle cose difficili ed è difficile ammetterlo anche agli amici, ammetterlo alla comunità che ti sta vicino. Non abbiate questa paura. Le persone in generale, i vostri genitori o i vostri amici saranno felici di aiutarvi. In via Romana Ponense, nel luogo dell'incidente, nessun segno di frenata, tutte le ipotesi sono aperte, nulla viene escluso dagli investigatori, ma niente potrà restituire Riccardo a mamma e papà. Riccardo era un ragazzo estremamente aperto, solare, amava fare del volontariato, è stato in parrocchia per tanti anni, ha fatto il capogrest, ha fatto la sagra. Diamo per scontato nulla, però ci viene da pensare che siccome Riccardo era molto prudente nel guidare e quindi ci sembra strano che sia accaduta una cosa del genere. Studenti che sfidano la sorte saltando tra i binari della stazione di Lancenigo di Villorba mentre arrivano i treni. Ad accorgersi del fenomeno alcuni genitori che lo hanno segnalato alle autorità competenti. Noi siamo andati a vedere. È vero che qui i ragazzi tendono a saltare in mezzo ai binari. Sì, è vero. Sì, molto spesso succede che davanti ai propri occhi vedi tanti ragazzi che fanno questi atteggiamenti veramente stupidi. E li si richiama anche, quindi a volte glielo si dice, però non ti danno proprio ascolto. Saltare tra i binari mentre sta arrivando un treno. Questa è l'ultima tragica moda che sta serpeggiando tra i giovanissimi studenti che frequentano la stazione di Lancenigo. L'allarme è stato lanciato da alcuni genitori che dal parcheggio della stazione hanno visto i ragazzi saltare da una banchina all'altra senza utilizzare il sottopasso. Anche per noia di fare un sottopassaggio momentaneamente, quindi anche sì, può essere anche per una prova di coraggio. Oggi forse perché c'è la nostra telecamera tutti sono stati un po' più attenti, ma non abbastanza. Guardate dove più di qualcuno aspetta l'arrivo del treno verso Venezia. Fermi ben oltre il limite di sicurezza e non si spostano nemmeno quando il treno inizia a suonare. Quasi una sfida a chi si sposta per ultimo in una prova di coraggio che non ha alcun senso, e stando alle testimonianze è una moda che si ripete da tempo. Studenti quasi tutti del Planck che sta già agendo per cercare di arginare il fenomeno.
Noi abbiamo anche l'intervento della polizia ferroviaria che viene a fare educazione all'interno delle classi e poi cerchiamo di agire sui più grandi, sugli studenti di quinta in particolare, che vengono investiti del ruolo di tutor in qualche modo, però non basta. Preside che ci conferma come nella stragrande maggioranza dei casi dietro a questi gesti c'è un forte disagio familiare, con questi ragazzi che cercano di attrarre l'attenzione degli adulti. Per questo oramai non si contano più le convocazioni di genitori a scuola. Cerchiamo la collaborazione delle famiglie, sicuramente dietro questi comportamenti ci sono dei disagi. Studenti al freddo alla scuola Musatti di Dolo e allora scatta la protesta. Abbiamo fatto questi cartelloni perché veramente in questa scuola non si può più vivere. C'è cose che cadono a terra, acqua che entra nei tubature, adesso che fa un freddo, no veramente. Abbiamo le coperte. Tacché Termi, slogan con cui gli studenti dell'alberghiere grafica Musatti di Dolo dalle 8 di questa mattina hanno scioperato per il troppo freddo in classe. Sono una presentante di quarta A, la mia classe sciopera perché a scuola non abbiamo le temperature adatte per stare in classe. Sono della classe quinta D e da noi il riscaldamento è spento tutta la settimana. Tacché Termi, qualcuno si porta pure la stufetta da casa, studenti costretti da tempo a fare lezione non soltanto con guanti, cappelli, sciarponi, ma addirittura con coperte, come questa studentessa ripresa durante l'appello con il telefonino tra le risate dei suoi compagni alle 8:01, abbarbicata al termosifone e avvolta dalla testa e i piedi dalla trapunta. La situazione di questa mattina nelle aule è ripresa dagli studenti nella veste di reporter. Il problema è sorto quindi nella quarta E e nella classe di fianco, che sono le più fredde, quarta D, e ancora adesso sono le più fredde in tutto l'istituto. Noi non riusciamo a stare nelle aule perché non ci sono le dovute temperature per fare lezione. Le aule sono piene di spifferi, di aria fredda. Termosifoni spenti o che non vanno, con classi con temperature siberiane o all'opposto, quasi tropicali, ma soltanto fino alle 10, sebbene siano complessivamente 850 gli studenti, compresi quelli delle serali. Tacché Termi, dicono gli studenti. Pensiamo che siano condizioni consone per venire a scuola, quindi per questo oggi siamo qua fuori a protestare. Giusto lo sciopero degli studenti, così facendo hanno tutelato pure la salute dei professori. Così Enrico Santini, il dirigente scolastico dell'Istituto Musatti di Dolo, dove questa mattina i ragazzi, avete visto, hanno protestato contro il gelo in classe. Quello di oggi è il primo sciopero dopo la pandemia da parte degli studenti. Sì, allora a me piace più che definire lo sciopero una manifestazione legittima. Le confesso che per me è un segnale molto importante, perché questi 2 anni di pandemia sembravano aver in qualche modo narcotizzato i nostri ragazzi. Invece questa risposta, che per me è di alto civismo, ci sta a testimoniare che i ragazzi ci sono. Dalla parte dei ragazzi, il preside dell'alberghiero Musatti, eccolo immortalato nella foto con gli studenti in sciopero e successivamente da noi ripreso pure al bar dell'istituto mentre prepara il caffè, spiegandoci che la situazione fa acqua da tutte le parti perché oltre al freddo col maltempo piove anche nelle classi, nei bagni della sede di via Rinascita mancano pure porte e maniglie, ma la cosa più preoccupante è che mancano proprio le aule, sottolinea, mentre si provvede a riparare il guasto all'impianto di riscaldamento. La città metropolitana è intervenuta come sempre, insomma la mia interlocuzione con questo ente è positiva, è intervenuta immediatamente per risolvere il problema. L'unità di crisi aziendali di Veneto Lavoro traccia un bilancio dei suoi primi 10 anni di attività. L'appello al governo è di difendere i settori strategici dell'economia dall'acquisto indiscriminato di società estere. Dal 2012 al 2022 l'unità di crisi aziendali di Veneto Lavoro ha gestito 277 crisi complesse che coinvolgevano 385 unità produttive per circa 50.000 lavoratori diretti.
Ma il bilancio di 10 anni di attività è anche l'occasione per tracciare un piano strategico di come dovrebbe essere gestita in futuro l'economia regionale e nazionale, in un periodo in cui la crisi sta portando con maggiore insistenza gruppi esteri all'acquisto di aziende venete. Il Veneto è interessato da questi fenomeni di acquisizioni, tanti fondi, tante multinazionali. Ahimè, questo lo dico perché per me è un problema da affrontare a livello centrale, la perdita di sovranità, ovvero aziende che non saranno più venete, vicentine, veneziane, trevigiane, ma saranno multinazionali. Gli investimenti esteri sono benvenuti, ma il rischio è che grosse multinazionali attive in mezzo mondo, con fatturati superiori allo Stato italiano, decidano arbitrariamente un giorno di chiudere l'azienda acquistata in Veneto. Bisogna allora offrire alla politica, secondo Donazzan, le armi per difendere i settori strategici della nostra economia. Abbiamo avuto situazioni in cui non abbiamo potuto trattenere l'azienda. Alcune multinazionali hanno fatto scelte di abbattimento dei costi fissi del lavoro, abbiamo cercato di trattenerli ma non siamo riusciti. A Veneto Lavoro sono questi casi in controtendenza in un bilancio di soluzione delle crisi altrimenti molto spesso dall'esito positivo, tanto da essere diventato un autentico modello di gestione. Continuità produttiva, mantenimento della nostra capacità di produrre, nel caso reindustrializzazione, cioè vuol dire continuare a produrre ma un'altra cosa, e la salvaguardia evidentemente del dato occupazionale. Si parla di ponte sullo stretto di Messina, ma sarebbe il momento di ragionare seriamente anche sullo sbocco a nord, così la presidente degli industriali di Belluno, Lorraine Berton. Parliamo del ponte sullo stretto, no? Bellissimo progetto. Mi chiedo perché non dobbiamo parlare dello sbocco a nord, che a mio avviso è altrettanto importante. Non possiamo più trascurare questo tema. Si toglie un sassolino dalla scarpa la numero 1 degli industriali bellunesi, che torna su un tema strategico per l'intera montagna, quello delle infrastrutture fondamentali in chiave Olimpiadi 2026, ma altrettanto prioritaria per la vita economica del territorio. E allora, se la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina è in cima all'agenda del governo, per Lorraine Berton è tempo di discutere seriamente anche dello sbocco infrastrutturale a nord. Lo sbocco a nord è nell'interesse non solo della provincia di Belluno ma di tutto il Veneto. Allora a me piacerebbe parlare, oltre che dello stretto di Messina, sentire qualcuno parlare della possibilità di fare questo sbocco a nord e rispettando quello che oggi sono le nuove tecnologie. A mio avviso fa più PIL lo sbocco a nord, per cui sinceramente penso che è un tema che bisogna affrontare quanto prima, perché noi non ci interessa far parlare di noi, a noi interessa agire e avere delle risposte. In questi giorni, con la nascita a Padova della seconda Confindustria più grande d'Italia, Veneto Est, il dibattito si è acceso sulla possibile fusione anche con Belluno, ma la presidente Berton è chiara nella sua posizione. La specificità di Belluno deve avere un'attenzione particolare che attraverso una fusione, a mio avviso, questa verrebbe meno. Io non dico mai di no a niente, dico di sì a progetti interessanti. Ecco, siccome io progetti non ne ho sentiti, sinceramente, come dire, per me i commenti che sono stati fatti in questi giorni, insomma i giornalisti che si sono scatenati a chiedere ma c'è, non c'è, no, non c'è. Semplicemente perché c'è una Confindustria Veneto e una Confindustria nazionale a cui noi facciamo riferimento. I ghiacciai sono le sentinelle dei cambiamenti climatici. Gli studi sull'evoluzione del ghiacciaio della Marmolada non lasciano speranze. Tra 25 anni la regina delle Dolomiti potrebbe restare senza il suo manto. Ecco nelle immagini in time-lapse di Google Earth l'evoluzione del ghiacciaio della Marmolada dal 1984 ad oggi. Il video è il compendio di un'intervista online rilasciata da un glaciologo del CNR di Trieste ai quotidiani del gruppo Gedi e racconta ciò che drammaticamente è sotto gli occhi di tutti. Il ghiacciaio della Marmolada, così come l'80% dei ghiacciai nel mondo, entro la fine di questo secolo scompariranno completamente. La stima è del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, che nel suo ultimo rapporto punta il dito sulla causa principale, cioè i gas serra che alimentano il riscaldamento globale.
I ghiacciai sono la memoria storica del nostro pianeta. Gli studi dei ricercatori ricostruiscono attraverso i carotaggi cosa succedeva nell'atmosfera in un momento storico. In Antartide si può risalire a 1,5 milioni di anni fa. Con i carotaggi nei ghiacciai alpini si arriva a decine di migliaia di anni fa. L'analisi è oggettiva e le iniziative volte a conservare questa memoria sono numerose in tutto il mondo. Il progetto internazionale più importante per salvare i ghiacciai che riguarda il nostro paese si chiama Ice Memory. È svolto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche con l'Università Ca' Foscari, ha l'obiettivo di recuperare i carotaggi dei ghiacciai a rischio, come quello della Marmolada, per conservarli in un frigorifero gigante naturale che si sta predisponendo in Antartide. La tragedia della Marmolada dello scorso 3 luglio deve essere da monito. Anche noi come i ghiacciai possiamo ergerci a sentinelle perché i cambiamenti anche nel mondo dell'informazione partono dalle persone e non dai processi, in attesa di politiche che devono svolgere un ruolo a beneficio di quanti abitano oggi il pianeta e di coloro che lo abiteranno domani. Cade di notte in casa, non riesce a rialzarsi, chiede aiuto per ore. A Vicenza, anziana, salvata dalla polizia. Sola a casa, era caduta nel cuore della notte e chiedeva aiuto da ore. Ad accorgersi verso le 6 del mattino delle grida è stata una vicina di casa che ha allertato la centrale della questura. Gli agenti della squadra volanti arrivati sul posto hanno sentito le richieste di aiuto arrivare dal primo piano della palazzina. Hanno fatto intervenire i pompieri per scardinare la porta e sono entrati nell'abitazione a soccorrere l'anziana che era riversa a terra da ore, che ha riferito di essere accidentalmente caduta. I sanitari del 118 hanno quindi soccorso l'anziana e l'hanno trasportata in ospedale per gli accertamenti. Letture ad alta voce a compagni decisamente speciali come terapia per la dislessia. A favore di questo progetto una mostra a mercato di opere d'arte a Treviso. Leggere fiabe ai cani per superare le paure e le difficoltà della lettura ad alta voce e facilitare terapie rivolte ai deficit di apprendimento. Non animali addestrati, ma amici a 4 zampe spontanei e giocherelloni. Il progetto Confido, portato avanti dall'associazione Rock in Motion e di cui Ugo, questo cagnolone bianco che sonnecchia sul tappeto della Sala Arazzi di Cassugana, è uno dei protagonisti, sarà il destinatario dei fondi raccolti dalla vendita delle 111 opere d'arte, pitture e sculture in mostra dal 2 al 6 dicembre a Palazzo dei 300. Il fattore importante è il fatto che il cane è un essere non giudicante, pertanto può essere definito, anche se la parola non è delle migliori, ma uno strumento che va a facilitare il contesto, quindi a stemperare tutta una serie di difficoltà che il bimbo vive anche da un punto di vista emotivo, di tensioni, di ansie. Cicli di 8 sedute, 16 bambini seguiti a Treviso nel 2022, altri 7 a Sarmede. In Veneto i disturbi più frequenti negli alunni della scuola primaria sono disortografia e dislessia. A promuovere l'iniziativa Arte per Bene è il mensile Treviso 30 News, che con questa formula ha già sostenuto realtà come Advar e Città della Speranza. Sperando ovviamente di vendere molte opere e dare più soldi possibile, perché ricordiamo tutto il ricavato andrà in beneficenza, non tratteniamo neanche 5 centesimi. È bello unire tante cose diverse come l'arte per finanziare dei progetti di inclusione sociale e di recupero di tanti bambini che hanno problemi di dislessia o problemi similari grazie all'utilizzo di animali, se così vogliamo chiamarli, che danno la loro pazienza per recuperare questi bambini alla normale vita. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. Il mese inizia con un via vai di perturbazioni. Su buona parte d'Europa insiste una moderata circolazione ciclonica che sul nostro territorio porterà frequente nuvolosità e anche qualche modesta precipitazione. Il dettaglio di giovedì 1 dicembre. Sul Veneto cielo nel complesso coperto ma con possibili locali schiarite fino al pomeriggio. Verso sera occasionali piovaschi in pianura e sulle zone montane. Leggeri fenomeni nevosi da circa 900-1200 metri sulle prealpi a 700-1000 metri sulle Dolomiti. Temperature in aumento, minime tra 4 e 7 gradi, massime invece comprese tra i 7 e i 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia.
Anche qui cielo grigio, non si escludono schiarite sulle zone costiere. Dalla sera possibili delle piogge sparse. Su pianura orientale e costa soffierà bora moderata. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo un'alternanza di sole e nubi, poi nella serata e soprattutto nella notte qualche precipitazione. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sui 9 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.